voi, le alette di pollo così succose, glassate, goduriose, ma le comprate o le preparate a casa? Amici miei belli, io non so se capita pure a voi, ma io sono in quella fase, in quel periodo che ho sempre voglia, un giorno sì e anche l'altro giorno, di qualcosa di sfizioso. Una volta che avete provato questa ricetta, le alette di pollo non li comprerete mai più. Effettivamente io sono anni ormai che non li compro più. Innanzitutto dovete comprare le alette di pollo. Veramente Bibi, ha scoperto l'acqua calda. Io ho aggiunto un po' di paprika dolce, un po' di paprika piccante. Abbiate pazienza, le mie che devo fare? Per chi non avesse capito, ho detto paprika. L'aglio fresco schiacciato oppure l'aglio in polvere va bene. Un mix di odori per il pollo oppure cipolle essiccate. Salsa barbecue a sentimento, pellicola trasparente E mettiamo nel frigorifero per almeno 2 ore, così le alette di pollo si saporiscono bene di questi sapori, così quando andiamo a cuocere e che vuol dire fa. Quindi facciamo riposare, ci vediamo dopo. Sì, non andate, ci vediamo dopo. Dopo il tempo di riposo, io per comodità le ho cotte nella friggitrice ad aria, ma va benissimo anche nel forno. A metà cottura le ho girate e le ho messe nuovamente nel forno e ho terminato la cottura. Amici miei belli, guardate là, mamma mia che bellezza. Per non parlare della goduriosità, ma poi una ricetta shue, amici miei belli, sa da fare. Assaggiare, no? Guardate qua, quanto è buono. Alette di pollo glassate? Che ste? Che? Non si fa così? E falle tu.